Buongiorno a tutti. Tanto un saluto. Poi volevo dire che il farmacista ha battuto tutti i record, no? Sì, senza cambio. Per chi non lo vedesse, noi abbiamo il farmacista di Marghera, si dice così. Che farmacia è? No, per dire il nome, cioè, che è sempre presente alla conferenza, quindi lo salutiamo e grazie. E allora andiamo subito, un saluto a tutti, un saluto anche a coloro che sono in diretta. Darei subito i dati e dopodiché due riflessioni, anche perché ieri è stata una giornata particolare e importante rispetto ad alcuni temi. Allora, 190.000, quasi 191.000 i tamponi che abbiamo fatto in Veneto, abbiamo 18.111 persone in isolamento, con 13.000, dei 18.000, 13.768 sono positivi. Allora, ieri sera il professor Crisanti mi ha mandato le prime foto, anzi mi ha mandato i primi messaggi, ho chiesto io se avevo anche un video, ve lo farò avere, della macchina in funzione, quindi la macchina ha iniziato a lavorare. Ringrazio il professor Crisanti con tutto il suo team per il lavoro, visto considerato che la macchina riesce a fare, se va a regime, con i reagenti che ci facciamo in casa, circa 9.000 tamponi da sola quella macchina, quindi è stata una... Sì, c'è qualche ci problema. permette di essere assolutamente rispondenti alle richieste di tamponi. I ricoverati sono 1.716, dei quali 251 in terapia intensiva, e i dimessi sono 1.612. Anche oggi, anche ieri, insomma, con questo bollettino si chiude un'altra giornata nella quale i dimessi sono superiori ai ricoverati, e questo è un grande indicatore, perché anche il modello ci dice che questo è uno degli indicatori più importanti. I morti sono 739, stiamo parlando di decessi in ospedale, e se andate a vedere i decessi fuori dall'ospedale sono 8,35, però il dato, diciamo, che viene richiesto dall'OMS sono gli invii dall'ospedale, questo mi viene detto. 89 i nati. Allora, guardate, voglio dirvi ancora un paio di robe, dopo lascio spazio a voi per le domande. Donazioni si stanno crescendo, quindi ringrazio, non abbiamo oggi il numero, Carlo? No, niente. Ringrazio tutti quelli che stanno donando, perché abbiamo passato i 30.000. Conto alla volta di lunedì, martedì, se non è Pasquetta è martedì, di portare anche una lista di tutti coloro che hanno donato presso le ULSE, che vuol dire non solo donazioni di natura economica ma anche di natura di prodotti, quindi abbiamo avuto un sacco di donazioni di mascherine e quant'altro. E dopo vi volevo anche dire un'altra cosa, mi ero messo un foglio qui da qualche parte che forse non trovo più. No, vabbè, l'ho lasciato. Volevo dirvi che nelle ultime ore sono arrivate un sacco di donazioni di alimentari, quindi ancora di vini, di pasta, è arrivata un sacco di pasta e altre partite importanti per questo periodo, soprattutto pensando ai meno abbienti, alle persone che comunque hanno veramente necessità di avere magari un pacco di pasta, degli alimenti, per cui inizieremo anche la distribuzione di questi prodotti. E rispetto alle donazioni vi ho detto siamo sui circa 42 milioni di euro, però è ovvio che noi abbiamo un disavanzo di circa 100 milioni di euro su questa partita. E c'è, per chiudere, per poi lasciare spazio alle domande relative a quello che è accaduto ieri, ogni giorno c'è un bambino, e oggi c'è un bambino, vi parlo di un bambino
che è un fenomeno. Nel senso che, eccolo qua, la lettera è lunga, però ne leggo solo l'inizio e capite perché è un fenomeno. Mi ha mandato anche le foto e quindi lo ringrazio e accetteremo questa donazione. Poi non so come riusciremo a dar corso, ma risolveremo il problema e faremo il tutto. Allora, buongiorno Luca, sono Damiano Tognolo, ho 11 anni e ti scrivo da Villa del Conte, un piccolo paese in provincia di Padova. La mia passione da 3 anni a questa parte è quella di allevare galline di varie razze. Ho diversi pollai che contengono galline padovane, olandesi nane collo oro, bantam, gallina razza gallina, ovaiole e pepoi. Quello che posso donare sono uova fresche e feconde 20-25 da regalare alla protezione civile. Se le metti in incubatrice o sotto una gallina che sta covando nascono i pulci. Come incubare uova di gallina? Mi manda tutte le istruzioni di come devo fare, sono 3 pagine di lettera, la pubblicherò perché è una roba eccezionale e alla fine appunto mi dice, ovviamente le galline nascono i pulcini e alla fine mi dice vedrai dopo 6-8 mesi faranno le uova. Le prime 30 non sono feconde, poi se vuoi incubi con lo stesso metodo. Cioè, guardate che è una roba unica, mi ha mandato anche le foto delle galline. Ed è vera perché io alla stessa età facevo più o meno le stesse robe. Io lo facevo con i conigli che poi vendevo. E ho tutte le foto delle galline razza per razza e quindi noi accetteremo da Damiano la donazione delle 20 uova, troverò un contadino che me le infila sotto una gallina che sta covando o compreremo, guardate, oppure siccome il prezzo di incubatrici, mi ha anche messo il modello di incubatrice, non sto scherzando, sì, mi fa, puoi incubarle in una 24 borrotto automatica, è la marca più buona che conosco, la temperatura mettila a 37,8 e riempi una vaschetta d'acqua, non aprire mai l'incubatrice, dopo una settimana sposta le uova, quella al centro mettile ai lati, ci sono 3 pagine di istruzioni. E poi diciamo che il Veneto non ha futuro, questo è il futuro. E quindi, guarda, a sto punto compro la incubatrice, me la tengo in ufficio e li farò nascere in ufficio. A 11 anni. 11 anni veneti, se dà da fare, ragazzi. Avete visto che ragazzini ci scrivono. E quindi ringrazio Damiano Tognolo, accetteremo le 25 uova, faremo nascere i pulcini e come dice lui, non mi ha detto e poi li macellerai e farai una cena, mi ha detto poi faranno le uova, le prime 20-25 non saranno feconde e reinizi il giro. E questo è il futuro. Domande ragazzi? Prego. Allora, rispetto alle imprese, noi non possiamo chiudere imprese che sono definite aperte, no? Perché questa è una misura che deve essere concordata col governo per fini di sanità pubblica e quindi deve avere una firma di un'ordinanza assieme al Ministro della Salute. Allora, penso che si va a conclamare quello che vi sto dicendo io da giorni, che il lockdown non esiste più, che parlare di ancora misure restrittive davanti a 3/4 dell'Italia o metà Italia che sta aprendo, tu hai citato Fincantieri, avrà 4.000 lavoratori, 4.500 lavoratori, ma io ho guardato tutte le filiere che si possono aprire dai negozi piuttosto che le imprese,
direi che a questo punto abbiamo una riserva indiana nella quale ci sono i poveri che non riescono ad aprire. Io ad esempio ho sempre sostenuto che abbiamo la filiera della moda. Vi ricordo che la moda è la prima filiera italiana per fatturato, il lusso eccetera, che oggi viene ancora ritenuta, cioè è difficile spiegare a uno dei nostri della moda, il Renzo Rosso della situazione, piuttosto che il Benetton o altri, che apre Fincantieri e non può aprire uno stabilimento che produce jeans o magliette. Ma ne prendo atto, non è polemica, però io a questo punto programmo sapendo che non c'è più lockdown. Allora a questo punto mi concentro sui cittadini, sulle misure di protezione sui cittadini, perché oggi il tema degli assembramenti piuttosto che il tema dell'isolamento fiduciario che abbiamo voluto intraprendere non esiste più. Cioè la politica, la strategia cambia. Tanto è vero che stiamo scrivendo l'ordinanza, domani immagino ve la presenteremo, perché l'ordinanza la vogliamo riemettere, però avrà un cambio di strategia, si concentrerà di più su quello che sono i dispositivi piuttosto che su alcune restrizioni che alla luce di quello che sta accadendo ovviamente rischiano di sparire. Però non vi anticipo nulla perché è pur vero che dobbiamo fare un'analisi approfondita rispetto a alcuni temi. Prego. Ma sì, ma guardate, ben venga che noi abbiamo fatto, anzi io ho firmato un'ordinanza nella quale è l'obbligo di mascherine, guanti nei mezzi di trasporto. Mi chiedo se tutti quei lavoratori avranno questi dispositivi. Anche i mezzi, considera che alcuni mezzi non competono a noi perché sono corse diciamo, di competenza dei comuni, però ovviamente dovremo ricalibrare tutto, questo è poco ma sicuro. Allora, che ci siano dei disagi nella ripartenza, ovvio, però è pur vero, guardate che il grande fattore limitante è rappresentato dai dispositivi. Ancora non si capisce che se non si liberalizza la commercializzazione dei dispositivi, le farmacie piuttosto che i supermercati avranno difficoltà a trovarne. Bene, nel DPCM, ma noi eravamo pronti con un'ordinanza che peraltro vediamo di calibrarla anche per altri venditori, è previsto che le farmacie possano vendere le mascherine sfuse, però si arriva solo oggi e non basterà per dare risposta a martedì mattina. Ma mi attendo, guardate, da quello che si intravede per l'esperienza che non io, ma tutti noi assieme ci siamo fatti, che martedì il Veneto non sarà più quello di oggi. Cioè nel senso che la ripartenza sarà avvenuta e parleremo ancora di misure, ma saranno misure impraticabili visto e considerato la mole di aperture che ci saranno. Io non sono contrario alle aperture, non sono contrario alle aperture. Bisogna farle però a rischi zero o quasi zero. E i dispositivi, come abbiamo visto dai dati che vi ho dato anche ieri, avete visto i dati che vi ho dato sui medici, infermieri, eccetera. I dispositivi, se ce li hai, funzionano. Cioè noi andate a fare, vi farò fare un focus sulle terapie intensive, che penso che più virus di là non ce ne sia. Anzi, ricordiamoci di farlo, i positivi sul totale delle terapie intensive. Quando vedrete il dato direte, cioè effettivamente lì siamo sicuri che portavano le mascherine e malattie infettive, facciamo i due settori, anzi le infettive sono ancora più, diciamo, sono quelle più ancora a rischio, facciamo le infettive. Abbiamo 1600 letti di infettive, quindi infettive pesano in Veneto. Vedrete il dato dei positivi sulle infettive che ci dice che chi ha la mascherina si protegge. Quindi a questo punto, alla luce dei dati che vi ho dato ieri, il problema non è aprire tutto, il problema è mettere in sicurezza chi è presente nell'aprire tutto. Capite che quindi quando dicono ma gli altri paesi non hanno mai chiuso niente, probabilmente hanno adottato dispositivi che noi ancora oggi non abbiamo per la cittadinanza. Noi abbiamo distribuito 8 milioni e mezzo di mascherine con l'assessore Bottaccini, però è pur vero che ce ne vogliono 100 milioni di mascherine. I cittadini sono disposti a comprarsele, ma a fare in modo che riescano a comprarsele. Altro?
Su quelli dei dispositivi, il tema dei dispositivi è fondamentale, le distanze, le raccomandazioni per gli assembramenti o quantanto per quanto possa essere possibile, ma guardate che è fondamentale la base. Vi ho detto, vi darò il dato delle malattie infettive, così ci già ragionerete, anzi se riesco ve lo faccio già preparare per oggi, se riusciamo, forse no, i dati ce li abbiamo, dobbiamo prendere solo le terapie estrapolarli, vedrete e capirete che la mascherina diventa lo spartiacque tra il contagio e il non contagio, e quindi a questo punto il mio problema non sarebbe più l'apertura di un'azienda da 1000 dipendenti, 2000, quello che è, ma è la messa in sicurezza dei dipendenti, il vero tema. Qui c'è un cambio di strategia, di paradigma, alla luce anche dei dati che noi veneti abbiamo. Poi non so quali sono i dati degli altri, ma da noi chi lavorava col virus non si è infettato in maniera così importante, e quindi penso che per il cittadino sia molto più semplice se ha però i dispositivi. Posso fare un giro di Vai. e poi vediamo la... Vai che devono andare tutti a casa a preparare il pranzo di Pasqua, li vedo che... Allora, cominciamo con Andrea Boso, ANSA. Il DPCM mantiene valide le ulteriori restrizioni regionali. Lei pensa ad allentamenti o a restrizioni ulteriori rispetto all'esistente? Ma guardate, noi lo stiamo elaborando, pensiamo di riassettarlo sulla base del fatto che oggi abbiamo la certezza che dovremo fare un'ordinanza davanti a un finto lockdown, punto. Non è un lockdown sto qua è un... abbiamo parlato stamattina in unità di crisi con gli assessori, quant'è l'apertura del 50, del 60%? Cioè, se ci togliamo i negozi e la ristorazione è anche di più, perché se guardiamo le imprese comincia ad esserci traffico, ma anche se fosse il 10% non è più lockdown, punto. Il lockdown noi l'abbiamo fatto, i risultati si vedono sui dati, però oggi l'ordinanza verrà scritta con questa filosofia. Nicolussi Moro, Corriere del Veneto, due domande. Le regioni avevano avanzato l'altro giorno una serie di proposte per la riapertura, sono state accolte e avrete un confronto breve? Di fatto no, perché ad esempio io ho proposto che ci fosse questo limbo fino al 3 maggio, fosse fase sperimentale, data alle regioni per poter iniziare l'avvio di molte imprese, penso ad esempio alle imprese ma molte imprese del Veneto che si sono candidate ad essere testate per testare un modello, no? E quindi noi siamo pronti per pensare anche a aperture sperimentali di aziende che non possono aprire, però non è stato recepito nel DPCM. Seconda domanda, alcune edicole hanno cominciato a vendere mascherine ma a 9 euro. Il suo appello alla Guardia di Finanza di qualche giorno fa. A 9 euro? Una mascherina? Dice la... No, saranno più mascherine. Non lo so. Ha portato comunque la Guardia di Finanza a fare più controlli? Ma io so che stanno facendo controlli, questo sì. E poi voglio ricordare che questo tipo di controlli possono fare anche la Polizia Municipale, non è che serve andare a scomodare la Guardia di Finanza. Il tema dei prezzi anomali è un tema che può essere assolutamente di competenza di un'amministrazione. Lo dico in generale, non lo dico per un comune in particolare. Questi problemi si risolvono garantendo la liberalizzazione delle importazioni e quindi avendo più massa sul mercato. Guarda, la mascherina chirurgica in tempi di pace vale 25-30 centesimi, capiamoci. Questi sono i dati, per cui da lì poi sono aumentate fino a 1 euro, anche per noi che le compravamo, adesso sono a 0, mi dicono 0,55, 0,40, 0,45, insomma si trova di tutto. Una a 9 euro, guardate, io la finirei con sta farsa di far vedere sempre lo scontrino del caffè in piazza San Marco, che l'abbiamo capito tutti che se uno arriva ancora con uno scontrino del caffè in piazza San Marco, per favore fate un articolo su questo fenomeno che va a consumare il caffè a piazza San Marco e poi si lamenta, no? Perché non è uno che si siede in un bar sa cosa spende di caffè. Piazza San Marco hanno altri costi e hanno una rendita di posizione, non vanno processati, io la vedo così, e quindi se non vi piace pagare il caffè più di tanto evitate di sedervi lì, punto, basta.
però solo una mascherina a 9 euro direi che è gravissimo, anche perché stiamo parlando di un dispositivo per tutelare la salute di una persona, e siccome non costa 9 euro, io non ho memoria di una mascherina che costi 9 euro, ma neanche la FPP3, scusa, la PFF3, scusate. Proprio avendo segnalazioni su mascherine anche da 12 euro. Ma segnalateli alla Guardia di Finanza, cioè è un abuso, cioè, non so che reato si possa ipotizzare, però guardate, a me sembra una roba... D'Angela Federica del Gazzettino chiede: questo cambio di strategie che lei ipotizza dalla nuova ordinanza, insieme alle riaperture decise dal governo, non rischia di abbassare la percezione del rischio da parte dei cittadini? No, perché dipende che strategie mettiamo in campo, ancora non siamo in grado di anticipare. Domani, dai, alla volta di domani, brutto parlarne a Pasqua, ma ne parliamo domani mattina. Abbiamo il direttore Basso. Ma lo sentite anche voi, l'odore di brodo? Che c'è qualcuno che si deve fare a brodo. Ah, a proposito, ieri sono stato accusato di aver ridicolizzato uno di voi perché ho detto va, sembra in pigiama. C'era uno in pigiama, ricordiamo che c'era uno fuori dalla porta in pigiama, non è che ho fatto una battuta sull'abbigliamento di qualcuno, e mi hanno scritto, ma come si permette a dire a una persona che era in pigiama? Era in pigiama. Siete testimoni, no? Boh, confermano tutti. C'era un signore in pigiama a mezzo, queste robe non si possono dire, politically correct, e era mezzogiorno e 45, si sarà sveglia tardi. Domenico Basso chiede: la sua ordinanza potrebbe vedere obblighi di mascherine per tutti in Veneto al netto della reperibilità? Guardate, io vi dico solo questo, che se fossero reperibili sarebbe fondamentale prevederlo, e questo è un consiglio indiretto ai cittadini: copritevi il naso e bocca. Adesso lo dico io che non ce li ho coperti per motivi, insomma, pratici adesso, ma sono in sicurezza perché ho delle persone, lei non parla, non respira, è in apnea, e loro due hanno una mascherina. Ma anche la signora è senza mascherina, perché sennò il linguaggio dei segni sarebbe impossibile da fare. L'ultima domanda di Alberto Minati, poi lasciamo la parola ai colleghi presenti. Ieri il Presidente ha detto che le spiagge devono essere pronte a ripartire. Tra i codici ateco del nuovo DPCM però non ci sono le attività di organizzazione delle spiagge. Un gestore del Lido di Venezia lamenta chiedendo come si può essere pronti se non sono autorizzati dalle sede. Stiamo valutando anche questo aspetto. Colleghi? Io volevo fare questa osservazione che più o meno, se ci siamo resi conto, ho l'impressione che ci sia molta più gente per strada da quando si è detto che, diciamo, siamo arrivati al plateau e fra poco c'è la discesa. Lei ha paura per quello che potrebbe capitare domani? No, guardi, primo, c'è più gente per strada perché con la modalità del silenzio assenso sulla deroga, molti hanno aperto. Questo è il vero tema. I cittadini stanno comunque tenendo, perché sarebbe da irresponsabili dire che i cittadini non tengono rispetto alle prescrizioni. Ragazzi in giro non ne vedete, basti pensare a questo, che sono uno degli elementi simbolo di questa quarantena. La quarantena se l'hanno giudicata i ragazzi, punto, c'è niente da discutere. Tutti abbiamo fatto sacrifici, ma loro ne hanno fatti di più, punto. E per quanto riguarda l'abbassare la guardia, i cittadini sanno che noi abbiamo un indicatore, ce li abbiamo qui, no? I fogli. Il nostro indicatore è questo, guardate dove sono. Se non funziona, questo numero salirà sempre di più. È brutto dirlo, ma questo è il punto di caduta. Se qualcuno pensa che l'apertura significhi Femo Baldoria, tutto come prima, no, ci arriveremo a quel giorno, ma bisognerà avere un attimo di pazienza, il che non vuol dire che vivremo ancora segregati. Potremo fare le robe che facevamo prima con più attenzione e acquisendo anche, come si può dire, una cultura rispetto alla tutela della salute che sarà diversa. E forse, come si può dire, ci aiuterà anche a prevenire altri guai di salute che non sono coronavirus. Il fatto di utilizzare spesso una mascherina, di avere più igiene rispetto alle mani,
di fare quelle robe che magari prima non facevano, insomma, abbiamo tutte le mani con la dermatite bruciate da tutti sti alcol, da sta roba che mettiamo su, dai guanti, eccetera. Questo comunque aiuta ad un approccio che è sicuramente più asettico, no? È molto più sterile di quello che avevamo prima. C'è un altro settore che è particolarmente in difficoltà in italiano, quello dei vivai. In Veneto sono si portano a casa oppure non hanno. In altre regioni la cosa è un po' più, sembra sia un po' più flessibile. Avete intenzione di intervenire su questo? Guarda, sì, lo stiamo valutando. Ci sono due aspetti che ti voglio sottolineare. Che i vivai che vivono del loro negozio non sono così tanti, nel senso che vivono anche del negozio, ma cioè, è fortunata una persona che ha ettari di vivaio e li vende tutti sul bancone del negozio. Fanno giardini, fanno export, fanno grande distribuzione, fanno consorzi agrari, eccetera. Questa è la vera storia. Primo. Secondo aspetto, resta un vulnus, continuo a dirlo ma il governo non l'ha recepito, tra il codice Ateco che permette l'apertura del negozio del vivaio e il motivo indifferibile per uscire di casa. Se qualcuno mi spiega cosa dici al carabiniere, al poliziotto che ti ferma per strada, cosa gli dici? Sto andando a comprare una campanella dei fiori? Cioè, voglio ricordarvi che è da verbale comunque. Purtroppo è così, ci sono tante incongruenze. Vi faccio un altro esempio, lo dicevo questa mattina Bottacin, il gommista è aperto, giusto? Ma il cambio gomme del 15 aprile tu lo puoi andare a fare, non è un motivo indifferibile. O meglio, uno potrebbe discutere sul fatto che la gomma invernale magari ha meno performance di quella estiva con queste temperature, non lo so. Però ci sono delle incongruenze. Allora vedete che forse se di mezzo ci mettiamo una mascherina e i guanti sarebbe tutto molto più facile. Lì la stiamo valutando seriamente. Comunque su fronte vivai produrremo qualcosa. Presidente, le chiedo, mi ha colpito insomma, dopo 14 aprile alcune possibili aperture insomma, di alcuni settori. Decidesse lei quali settori riaprirebbe subito o darebbe insomma la possibilità di... Ma guardate, io la vedo così. Primo, i cittadini non devono pensare che il contagio sia finito, quindi non abbassare la guardia. Secondo, siccome le regole di polizia sanitaria ci insegnano che il lockdown c'è o non c'è il mezzo lockdown, cioè la mezza chiusura è un'apertura, allora a questo punto abbiamo più coraggio di guardare in faccia la realtà, si apre mettendo nelle condizioni i cittadini di essere assolutamente isolati, mani e bocca e naso. Questo è il vero tema. E allora capite, perché fra un mese, se si aprirà tutto, fra 15 giorni, quello che è, comunque resta il tema della messa in sicurezza del cittadino. Noi dobbiamo concentrarsi su quello, sui lavoratori, sui dispositivi. Il problema non è aprire o chiudere una fabbrica, è mettere in sicurezza chi ci va dentro. E io non conosco imprenditori che vogliono schiavizzare senza dispositivi i loro lavoratori, perché qui con le regole che ci sono oggi si chiude tutto dopo. Auguri alla mamma, tua mamma ha fatto gli anni, l'Ottavia, no? Ottavia? Susi, buono sbagliare anche a nome. Mi scuserà la signora? Prego. Quando li hai fatti? Ieri, oggi? Ieri. Ma guardate, io sul rapporto per l'Europa resto fermo del fatto che l'Europa oggi non c'è, punto. Vediamo un sacco di dibattiti, abbiamo capito che per aiutare i paesi in difficoltà dobbiamo avere il parere dell'Olanda, che deve dire se è d'accordo o no, di altri paesi che magari non hanno avuto i guai che abbiamo avuto noi. Dall'altro devo dire che il tema dei miliardi di euro, dei 400 miliardi di euro è sicuramente allettante, no? Però poi se vai a vedere cosa significa, dobbiamo capirci, se il tema è vai in banca o ti arrangi, cioè, io sento molti imprenditori che leggendo questo profilo dicono guarda,
non funziona. Io poi sono preoccupato del fatto che non sia un intervento che va ad avvantaggiare coloro che le imprese ce le hanno solo sulla carta, coloro che comunque sono abituati a infilarsi dentro in queste forme di finanziamento. Direi che ancora c'è molta nebbia al fronte, ma non lo dico per polemica, lo dico perché magari ne viene fuori che poi ci sarà Pietà di Michelangelo dietro la nebbia, non lo so, è probabile, però ad oggi non si capisce cosa c'è dietro a sta cortina fumogena. Chiunque venga interpellato dice ma la misura dei 400 miliardi, tutti rispondono vagamente come lo sto facendo anch'io perché ancora non si è ben capito come funzioni, o meglio quello che si è capito si capisce che non funziona proprio perfettamente. Se però ci saranno modalità più definite cercheremo anche di comprenderla e di commentarla in maniera più puntuale.